Fare bio è, come dice la parola stessa, vita. Biologico, di logica della vita. Ed è questa la motivazione principale per la quale sono partito a fare il discorso bio 22 anni fa. All'epoca volevo dire andare veramente controcorrente, non era ancora una moda e quindi anche i miei confinanti mi dicevano ma tu vai indietro invece di andare avanti. Aspettate un attimo, sto provando a guardare quello che può dare la natura, che può dare conoscerla, perché che conta nel biologico non è sterilizzare tutto, perché non è questo, ma conoscere la vita del terreno, la vita della pianta e quello che serve proprio per svilupparsi. Il problema è fermarsi e guardare e osservare. Produrre bio inizialmente sembrava un qualcosa di diverso, invece è un tornare alle origini dell'agricoltura sostanzialmente. Questo tipo di agricoltura sta crescendo in maniera esponenziale, le richieste sono molto forti, mentre il mondo dell'agricoltura convenzionale si sta non fermando, ma comunque in grandi difficoltà economiche per dare risposte economiche ai produttori agricoli. Gli agricoltori biologici invece stanno avendo delle risposte economiche significative. Sicuramente, probabilmente l'agricoltura biologica non salverà il mondo, ma sicuramente non contribuirà a inquinarlo ulteriormente. L'obiettivo è che noi dovremmo lasciare questa terra, questo territorio ai nostri figli e al futuro dei nostri giovani, sicuramente almeno come ci hanno lasciato i nostri genitori, i nostri nonni, non sicuramente più inquinati. Insomma, quindi l'impegno che ci siamo dati e che si sta dando in questo momento è quello di dire cerchiamo di fare un'agricoltura sostenibile, diversa, che però dia delle risposte comunque alla base produttiva. Insomma. Per me la terra è un tutt'uno con la persona, è una cosa viva, quindi il modo di andare a lavorare, muoverla, la guardo come qualcosa che è vivente.